Siamo con Silvia Moretto, consigliera delegata agli affari internazionali per Confindustria Veneto Est, e dalla ricerca Confindustria SACE Fondazione Nord-Est. Quali strategie per affrontare l'era dei dazi? Allora, sicuramente la ricerca ha messo in luce alcuni cambiamenti anche nell'affrontare l'export da parte delle aziende. È in atto una riorganizzazione delle catene di fornitura, ma anche il famoso decoupling dei blocchi economici sta dando qualche preoccupazione, e in ogni caso le aziende si trovano a operare in un contesto di grande incertezza, non da ultimo tutta la questione dei dazi statunitensi, ma se pensiamo anche ai mercati europei, che sono, con la sola eccezione della Spagna, sotto la soglia di espansione, un po' di preoccupazione c'è, e lo stimolo a cercare anche nuove strade per aumentare il proprio export. Cosa le aziende stanno facendo? Stanno innanzitutto cercando nuovi mercati, e in effetti la crescita di mercati emergenti, come penso agli Emirati Arabi Uniti piuttosto che all'Arabia Saudita, da un confortante più 70% negli ultimi 5 anni. È chiaro che i numeri devono crescere, perché siamo in un contesto in cui ancora il 50% dell'export del Veneto è assorbito dall'Europa dei 27, e il primo mercato extraeuropeo è gli Stati Uniti, che comunque continua ad essere di grande interesse per le aziende, perché rappresenta tanti consumatori con una elevata propensione al consumo, quindi senz'altro continua a riscuotere grande interesse. Le aziende hanno il bisogno di sfruttare nuove tecnologie, abbinando le due leve del futuro, la digitalizzazione e la sostenibilità, che saranno sempre più cruciali per la competitività delle imprese stesse, ma anche, direi, dei paesi stessi.